Benvenuta ad Alcalá Fusi è un territorio che fa parte dell'ente Parco dei Nebrodi, è un territorio che presenta innumerevoli eccellenze e di questo vorrei parlarvi oggi con un progetto nuovo che è un marchio di identità culturale che si chiama Alcara Borgo Natura, che non è altro che un contenitore con tutte quelle che sono le peculiarità del comune di Alcalá Fusi. Il comune di Alcalá Fusi tiene a battesimo annualmente la festa più antica d'Italia, il Mozzoni, un rito pagano tra i più antichi d'Italia e annualmente riesce ad affascinare migliaia e migliaia di visitatori. Poi abbiamo l'aspetto naturalistico con i grifoni, l'Aquila Reale, la Grotta del Lauro. Tutte queste attività sono circoscritte in delle attività svolte dalle associazioni presenti sul territorio che giornalmente possono organizzare delle varie attività di escursionismo, di trekking che sicuramente rappresentano una peculiarità assoluta per il territorio. Poi possiamo parlare anche di altri aspetti, tipo il Borgo Stella, uno dei più antichi borghi pastorali che ci sono in Sicilia, ancora oggi mantenuto a livello architettonico così come era stato realizzato fine anni 800. Ci sono tanti elementi da approfondire, come per esempio la botanica. Abbiamo migliaia di piante presenti sul territorio, molte mangerecce. Poi c'è l'aspetto dell'artigianato locale, un laboratorio di artisti che stanno insieme al comune di Alcalá Fusi portando avanti un progetto per poter realizzare dei laboratori di mestiere, di arte, per poter insegnare quelle che possono essere le tessiture antiche delle pizzare o comunque i ricami più attuali e più moderni. L'aspetto della gastronomia con i prodotti a chilometro zero e gli altri aspetti molto interessanti che il territorio offre. Possiamo anche raggiungere sotto l'aspetto naturalistico i nostri laghi, il lago Maullazzo e il lago Biviere. Anche questa è una riserva naturale integrale che presenta una serie di particolarità botaniche e anche a livello vegetale di un'eccellenza mondiale. Tutto questo è Alcalá Fusi, noi vi invitiamo a venirci a trovare e ci sarà anche la possibilità di organizzare delle gite di un giorno, di un weekend, di un fine settimana. L'appuntamento che voglio ricordarvi comunque è quello del 24 giugno con la festa più antica d'Italia. Mi piace creare un po' di tutto, tant'è vero che abbiamo creato con la signora Angela, che poi conoscerete, un abito da sposa dove abbiamo montato un mantello ricamato con l'uncinetto. Dopodiché io faccio un po' di tutto, creo le bambole che sono tutte lavorate a mano, delle tovaglie, poi ho della bigiotteria, delle bomboniere, segnaposti e ho una torta che, se vedete, è anche molto graziosa come portabuste, che poi potrà diventare anche un portagioie. Sono una stilista e mi piace disegnare e realizzare degli abiti. Sia di alta moda e sia anche come folk, come tutte quante. Abbiamo preparato in quest'estate dei vestiti rivolti al Mozzoni, che è una tradizione alcarese, poi giustamente abiti da sposa, accessori, cappelli, guanti, tutto quanto per essere tutto con la moda.
faccio parte del gruppo delle creative dei Nebrodi, sono un legatore cartotecnico, realizzo dei fotoalbum, qualsiasi oggetto in cartone, in carta, in tessuti pregiati, in pelle. Collaboro anche con le mie amiche realizzando degli oggetti con i loro tessuti e con la mia tecnica. Sono una appassionata di antichi lavori femminili. L'arte del ricamo, così come l'arte sartoriale o anche l'arte della tessitura, sono dei mestieri antichissimi e direi gioielli preziosi che le nostre nonne ci hanno lasciato in dotazione e hanno fatto sì che arricchissimo il nostro bagaglio culturale. Questi mestieri dovrebbero essere considerati come delle vere e proprie risorse per rilanciare una piccola parte della nostra economia. Dal frutto del fico d'India dell'Etna, Fichi, il succo della salute e della giovinezza. Fichi, 100% naturale e biologico, nutre, rafforza, integra. Fichi contiene indicaxantina, dalle proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Per chi vuole mantenersi in salute, per chi fa sport, Fichi è adatto a tutti. Per maggiori informazioni visita il sito fichietnabns.it. Prodotto e distribuito da BNS. Sport, natura, cibo e cultura. Cesarò, Porta dei Nebrodi. Visita il sito www.turismocesarò.it. La Tavernetta Eventi compie 50 anni di attività e per festeggiare ti regala a pranzo il primo piatto se scegli il menù completo di carne o pesce, con aperitivo, antipasto, secondo con contorno, bibita, dolce e caffè. A cena ti regala la pizza se scegli il menù completo con aperitivo, antipasto, bibita, dolce e caffè. Promozione valida solo per questo mese e solo su prenotazione. Chiama subito lo 095 49 22 23. La Tavernetta Eventi, Piazza Nettuno 2, Lungomare, Catania. Peugeot 2008. Vivi la città con occhi nuovi. Scegli la Best Technology Peugeot. 2008 con Peugeot ai cockpit e grip control per una migliore aderenza su ogni terreno. Peugeot. Cisauto. Peugeot a Catania. Siamo noi. Thank you, Grandfather. Thank you, Great Spirit. Mi occupo di restauro di opere d'arte anche del contesto storico-artistico-culturale relativo alle bellezze presenti qui ad Alcara. Nella chiesa madre, oltre alle altre 10 chiese dislocate nel nostro centro urbano, si conservano le reliquie e il simulacro di San Nicolò Politi, il venerato protettore di Alcara, che visse tra il 1117 e il 1167, concludendo la sua esistenza terrena proprio il 17 agosto, qui nel territorio di Alcara, vivendo da eremita per circa 30 anni. In queste 11 chiese dislocate nel centro urbano possiamo ammirare bellissime opere che vanno a partire dalla seconda metà del 400 fino ai primissimi anni dell'Ottocento e
abbiamo anche la fortuna di possedere un museo di arte sacra attivo dal giugno del 2003, all'interno del quale sono custoditi vari pezzi artistici appunto di varie epoche e di vario genere, tra dipinti su tavola, tele, opere lignee, policrome, dorate, fercoli processionali. E abbiamo anche la fortuna nel nostro piccolo comune di avere il sesto organo più antico della Sicilia, costruito nel 1666 e che si trova nella chiesa di San Pantaleone Martire. Siamo all'interno della sala prove del Corpo Bandistico Municipale Giuseppe Verdi di Alcalá Lifusi, una banda che è stata fondata nel 1911, voluta fortemente dall'allora sindaco Giuseppe Mileti, che ne affidò la direzione e l'organizzazione al maestro Giacomo Zurlino. Da allora sino ad oggi abbiamo visto ben 368 componenti che hanno fatto parte, e alcuni ovviamente fanno parte ancora della banda, e ci sono 20 bambini al momento della scuola di musica, quindi c'è un vivaio, si spera nel proseguo e nella continuità di questa lunga tradizione alcarese, e allo stesso tempo ci sono stati ben 20 maestri che si sono succeduti nell'arco dei 105 anni. Quello attualmente in carica è il maestro Michele Saccone, che dal 1981 appunto è maestro direttore del Corpo Bandistico Municipale. Vi è anche un'importante istituzione legata alla banda, che è appunto la scuola di musica, che fa crescere la passione spesso innata dei bambini per la musica, e la coltiva e porta spesso a dei splendidi risultati. Non per niente molti dei ragazzi che hanno studiato qui e che hanno proseguito gli studi poi sono andati anche al conservatorio e attualmente fanno brillantemente parte di orchestre nazionali e di bande nazionali. La scuola di musica, diciamo che come dicevo prima, è seguita da due maestri, il maestro capobanda Andrea Restifo qui presente e il maestro Santino Santoro. Partecipiamo a diverse attività culturali, suoniamo per sia le feste religiose, specialmente diciamo il nostro fiore all'occhiello e la festa patronale di San Nicolò Politi, sia però feste religiose locali che anche nei paesi limitrofi, e allo stesso tempo anche partecipiamo a funzioni, a eventi che siano di carattere più culturale, civile, non tanto e non per forza legati alla Chiesa. Stiamo cercando ultimamente di creare altri eventi culturali che vadano un po' a riallacciare il rapporto tra il territorio e quello che è la musica sotto una visione un po' più grande, come ad esempio appunto collaborazioni con i teatri o con grandi maestri. Io sono Nicolino Romano dell'Associazione Ambiente Sicilia, insieme a Salvatore Calcò, di cui lui di questa associazione è il presidente. Questa associazione opera da tantissimi anni in collaborazione col Parco dei Nebrodi, con la Lipu, il Comune pure e tanti altri appassionati hanno collaborato per creare
la possibilità di reintrodurre i grifoni nel territorio di Alcara Lifusi, sulle rocche del Crasto, precisamente in contrada Grazia, dove da tempi immemorabili c'erano questi grifoni come una delle ultime colonie che hanno mantenuto proprio l'ultima postazione. Negli anni 60, in seguito a un fatto non volontario, comunque c'era stata una epidemia di rabbia per eliminare le volpi, in maniera incauta e con poche conoscenze magari per quell'epoca, avvelenando le volpi sono stati eliminati pure in seconda, terza battuta pure i grifoni. Finalmente, dopo una trentina d'anni, circa un 10-15 anni fa, si è arrivati a creare questa possibilità di reintroduzione e adesso, dopo varie vicissitudini, finalmente questi grifoni, dopo essere stati tenuti dentro alcune voliere di acclimatamento, sono stati liberati e quello che si è ottenuto in questo territorio è il massimo a livello di reintroduzione. Nella nidificazione del 2015 ci sono stati circa un centinaio di grifoni che hanno creato una trentina di nidi, di cui 25 erano pronti per andare a buon fine e 22 pullus, 22 grifoncini si sono involati e adesso la colonia ne conta circa 122. C'è qualche animale che arriva anche non proprio autoctono da questo territorio, ma ce n'è qualcuno che arriva dalla Croazia, che abbiamo qui, qualcuno dei nostri è andato a finire in Friuli, qualcuno è nel Pollino, qualcun altro è finito ed è monitorato perché hanno degli anelli identificativi nella zona del tarso del piede, e si trovano pure fino in Spagna sui Pirenei. Come dimensione dell'individuo si hanno circa di apertura alare circa 3 metri e il peso medio è intorno ai 10 kg. Si vanno a cibare di carogne di animali morti nei pascoli alti, nei pascoli aperti, dove trovano, che so, pecore morte, cavalli, bovini e altri tipi di animali. E per adesso questa colonia si sta preparando alla nuova nidificazione. Ci sono parecchie avvisaglie di nidificazioni imminenti. Abbiamo tra l'altro posizionato l'anno scorso, 2 anni fa, una telecamera che si può vedere tranquillamente in internet seguendo il sito del Parco dei Nebrodi. Basta cercare Parco dei Nebrodi e poi andare a cliccare dove c'è telecamera del monitoraggio dei grifoni. Avola, porta degli Iblei. Avola da vivere, amare, gustare ed esplorare. Avola, bella da scoprire. Avola, città esagonale della mandorla e del nero d'Avola. La Tavernetta Eventi compie 50 anni di attività e per festeggiare ti regala a pranzo il primo piatto se scegli il menù completo di carne o pesce, con aperitivo, antipasto, secondo con contorno, bibita, dolce e caffè. A cena ti regala la pizza se scegli il menù completo con aperitivo, antipasto, bibita, dolce e caffè. Promozione valida solo per questo mese e solo su prenotazione. Chiama subito lo 095 49 22 23. La Tavernetta Eventi, Piazza Nettuno 2, Lungomare, Catania. Profumo di storia, di arte e di cultura. Profumo di tradizioni, di vita e di dolcezze. Modica, città di inaspettate sorprese.
Cisauto, Peugeot a Catania, siamo noi. Come primo piatto oggi vi faremo vedere l'insalatina di farro. Il farro è un ingrediente da noi utilizzato nelle zuppe, nelle minestre. Come insalatina, diciamo, l'abbiamo riproposto, anche se non è nostra tradizione, ma utilizzando la polvere di limone, che è un ingrediente molto profumato, aromatico, che gli dà dolcezza e freschezza al piatto, lo rendiamo siciliano al 100%. Dopo di questo andiamo alla punta di petto di vitello. La punta di petto è un taglio di carne che non è, diciamo, di prima scelta, ma cuocendolo sottovuoto a bassa temperatura, quindi utilizzando una tecnica innovativa, andiamo ad esaltare il gusto della carne. Oltre, diciamo, andiamo a cercare anche gli ingredienti più tradizionali. Quello più usato da noi è la riduzione di succo di fichi d'India, che è una preparazione utilizzata per i dolci, come base per fare dei dolci. Noi la utilizziamo con la lingua di vitello. La punta di petto di vitello viene accompagnata con gli spezzacannati, che sono la valeriana selvatica, termine tecnico alcarese, è servita con del sale di Guérande, olio biologico Villa Colonna e aceto balsamico tradizionale di Modena. Poi abbiamo lo stinco di vitello cotto sottovuoto a bassa temperatura e passato in padella per dare croccantezza al piatto, e servito con pomodorino confite e crema di parmigiano. Poi il cotechino fatto in casa, cotechino di suino nero esclusivamente, dove andiamo a riproporre un piatto fondamentalmente della tradizione emiliana, ma con l'ingrediente principale, che è suino nero, diamo un forte richiamo alla sicilianità. E per concludere facciamo un tortello di zucca ripieno solamente con la zucca. Non c'è altra contaminante dentro, altre, diciamo, ingredienti, solo zucca, e poi servito con burro e salvia. Il nostro è un ristorante dove si sposa la tradizione all'innovazione. Noi cerchiamo di scavare nella nostra tradizione, nei nostri piatti, nelle nostre ricette più antiche, e le trasformiamo e le riproponiamo ai nostri gusti, ai nostri modi.